Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la pandemia con l'ondata estiva del Covid. Nella nostra regione i contagi sono in crescita del 27%, del 55% a livello nazionale. Aumenta anche l'oppressione sui nostri ospedali. Per la Fondazione Gimbe si rischia il lockdown di fatto su vari servizi. Da qui l'invito a usare la mascherina al chiuso e all'aperto in caso di grandi assembramenti. Vediamo il servizio. Arriva l'ondata estiva del Covid, i contagi tornano a correre, più 55% in 7 giorni, e gli effetti si cominciano a misurare negli ospedali. Nell'ultima settimana i ricoveri nelle aree mediche sono aumentati a livello nazionale del 32,6% e quelli in terapia intensiva del 36,3%. In aumento del 18% anche i decessi. Per la Fondazione Gimbe, che ha diffuso l'ultimo report, esistono reali motivi di preoccupazione, anche perché, commenta il presidente Nino Cartabellotta, l'occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare nelle prossime settimane. In Friuli Venezia Giulia i contagi sono in aumento del 27,1%, sono al di sopra della media nazionale i posti letto occupati in area medica 12,9% e in terapia intensiva 4%. L'incremento maggiore di casi si registra a Trieste, più 52,2% rispetto alla settimana precedente, seguita da Gorizia, più 27,4%, Pordenone, più 23,3% e Udine, più 20,1%. Per Gimbe, questa ondata estiva, con un'alta percentuale di popolazione sintomatica o isolata, rischia di determinare un lockdown di fatto su vari servizi, inclusi quelli turistici. Da qui l'invito ad utilizzare le mascherine al chiuso, in particolare in luoghi affollati e poco ventilati, oltre che all'aperto in condizioni di grandi assembramenti. Il numero di casi sta crescendo in tutta Europa, Italia compresa, ma la pressione sugli ospedali resta relativamente bassa, lo ha detto il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza, che aggiunge: è importante effettuare la seconda dose di booster nelle persone più fragili o anziane. Anche a causa della rapida diffusione della nuova variante Omicron 5, il numero di casi di Covid-19 sta rapidamente crescendo in tutta Europa. E in Francia sono stati segnalati più di 200.000 casi in un giorno. Anche in Italia l'incidenza di Covid-19 sta rapidamente aumentando, però la pressione sulle strutture ospedaliere resta relativamente bassa, sia grazie al potenziamento delle strutture sanitarie che c'è stato in questi anni che al successo della campagna vaccinale. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Superiore di Sanità e alle Regioni, sta attentamente monitorando l'andamento epidemiologico nel nostro Paese. È bene ricordare alcune misure di attenzione che bisogna comunque sia mantenere. Innanzitutto, soprattutto in occasione di grandi aggregazioni, è bene avere dei comportamenti che siano ispirati alla massima prudenza e soprattutto è importante effettuare la seconda dose booster nelle persone più fragili o più anziane. Siamo alla cronaca, rientra dall'escursione prima dei compagni e perde il sentiero. Una 26enne di Trieste è stata raggiunta nella tarda serata di ieri dai tecnici del soccorso alpino nel sito di arrampicata Mani di Fata. La giovane era andata in quel settore della Falesia di Roccia assieme ad alcuni amici, ma dovendo rientrare prima si è incamminata, ritrovandosi però a perdere la traccia del sentiero e poi a bloccarsi su alcuni salti di roccia all'imbrunire senza riuscire a salire né scendere. L'allarme è scattato alle 21:20, i soccorritori le hanno raccomandato di non muoversi da lì, è stata poi raggiunta da 3 tecnici che l'hanno riaccompagnata al parcheggio. Nuova ondata di bollettini potenzialmente ingannevoli alle imprese. Numerose sono le segnalazioni giunte alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine, che non è mittente delle comunicazioni e che anzi invita gli imprenditori alla massima attenzione a rivolgersi ai suoi uffici in caso di dubbi. Lo stesso ente camerale precisa che si tratta di comunicazioni potenzialmente ingannevoli anche via PEC con richieste di pagamento di varia natura. Risultano sempre sprovviste, tra le altre cose, fa sapere la Camera di Commercio, di alcuni elementi
peculiari come ad esempio il logo e indirizzi di riferimento ufficiali. Voltiamo pagina. Il divieto del Friuli Venezia Giulia di seminare mais OGM sul territorio regionale non è contrario alla normativa dell'Unione Europea, nel caso in cui lo stop eviti la contaminazione accidentale con le altre varietà di grano turco. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia UE, intervenendo sul ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato. Il divieto di coltivare mais geneticamente modificato previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia non è contrario al diritto dell'Unione Europea se ha lo scopo di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti e se risulta necessario e proporzionato all'obiettivo. Lo ha deciso la Corte di Giustizia UE intervenendo sul ricorso dell'agricoltore friulano Giorgio Fidenato, che era stato multato per aver piantato grano turco OGM. Spetta dunque al giudice nazionale, conclude la Corte, valutare se il divieto persegue effettivamente l'obiettivo di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti e se la misura sia necessaria e proporzionata per il raggiungimento dell'obiettivo. La vicenda risale al 2015, quando Fidenato, imprenditore agricolo noto paladino di battaglie pro OGM, seminò la varietà di grano turco transgenica Mono 810 in un campo a Colloredo di Monte Albano e venne multato dai servizi ambientali competenti della regione Friuli Venezia Giulia per aver violato la legge regionale in materia. Fidenato fece ricorso contro la decisione al Tribunale di Pordenone. A inizio 2021 il giudice ha inviato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte UE, che ora ha pubblicato la sua decisione. Uno sguardo al meteo. Sono in arrivo sulla bassa friulana e nella Venezia Giulia vento e forti temporali. Il marcato fronte freddo valicherà le Alpi nel pomeriggio sera di oggi, con raffiche molto forti su pianura e costa. Dal pomeriggio saranno probabili temporali, prima in montagna e poi anche sulle altre zone della regione, specie sulla bassa pianura e su tutte le zone di costa. Proprio in base al monitoraggio di ARPA e OSMER, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emanato una nuova allerta meteo, la 10ª da inizio anno, per le criticità che potrebbero verificarsi, in particolar modo sulla viabilità, con la possibile caduta di rami e ramaglie sulle strade regionali. Cambiamo argomento. È stata presentata questa mattina a Udine, in municipio, la mostra Banksy and Friends, che sarà ospitata nella chiesa di San Francesco da domani fino al 18 settembre. Vediamo. Il progetto curatoriale è stato abbastanza coinvolgente. Devo ringraziare l'assessorato alla cultura di Udine, la Pop House Gallery, perché l'intenzione è quella di portare la contemporaneità della cultura figurativa legata alla street art all'interno di quello che è la cornice così antica, così calda della chiesa di San Francesco. È un progetto che vuole porre l'attenzione su quelle che sono le tematiche che affronta la street art, a partire da Banksy, con un corollario molto importante fatto da artisti come TV Boy, Mr. Brainwash, Ravo Mattoni e Pau, cantante di Negrita, che si porta dietro tutta la sua cultura musicale e disegnativa per cercare di far capire quanto, al di là dell'analisi politica, questa nuova forma d'arte sia invece una lente di ingrandimento sui nostri giorni. In un paio d'anni ho fatto un iter che mi ha portato ad essere qui a Udine con due soggetti fondamentalmente, che poi ho sviluppato con dei multipli ovviamente tutti differenti. Sono due sante fondamentalmente, una se vogliamo più consolatoria perché è stata fatta durante proprio il lockdown, che ho chiamato Santa Suerte. Ho utilizzato la dea bendata, la dea fortuna, per mischiarla a una sorta di un avvicinamento alle Madonne barocche nostre italiane, per creare una sorta di santa nuova, mecciata, in modo tale da creare una sorta di santino quasi scaramantico o protettivo nei confronti di una popolazione che stava subendo un trauma incredibile, mai visto prima. Il coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina la prossima settimana farà tappa in Friuli. Il 12 luglio animerà le solennità di Ermacora e Fortunato, santi patroni della regione di Udine e di Aquileia. Perché Friuli quest'anno? Il Friuli per riportare il coro della Cappella Sistina dopo quasi 30 anni, dopo un concerto che ci fu ad Aquileia nel 1993, riportarlo in Friuli per i santi patroni, quindi farlo esibire non soltanto per le celebrazioni liturgiche di Udine e Aquileia, ma anche per 4 concerti che coinvolgono tutte le diocesi. E da un punto di vista turistico il palinsesto che la regione Friuli Venezia Giulia sta offrendo anno su anno sempre più in crescita. Pensi lei che da 30 anni il coro della Cappella Pontificia Sistina non veniva in Friuli Venezia Giulia, sono ritornati, presenteranno le loro serate in 4
4 città del Friuli Venezia Giulia, quindi abbiamo Udine, Aquileia, Trieste e Spilimbergo. I sindaci mi hanno detto che c'è già molto fermento tra la cittadinanza, quindi eventi di qualità in grado di attrarre anche visitatori, turisti, insomma, e arricchire, come ho già detto all'inizio, il già ricco palinsesto della nostra regione. In chiusura un aggiornamento sulla pandemia con cui abbiamo aperto l'edizione del nostro telegiornale con il report odierno. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 2036 positività al Covid-19, le persone ricoverate in terapia intensiva sono sempre 7, numero che rimane stabile, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 175, 2 in più di ieri. Oggi si registrano anche i decessi di 2 persone, una a Udine e una a Gorizia. Era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Dopo di noi l'appuntamento con l'informazione con A Voi la Linea. Restate con noi, grazie di averci seguito, buon proseguimento di giornata.